Buongiorno ragazzi, oggi siamo nella zona di Cortina d'Ampezzo, abbiamo parcheggiato l'auto in località Pianoses e il nostro obiettivo sarebbe raggiungere il rifugio Croda di Lago. È un giro alla portata di tutti questo d'estate. Adesso è il periodo invernale, non sappiamo quanta neve troveremo perché ne è caduta di recente e comunque dovrebbe essere fattibile lo stesso. Ecco, adesso partiamo e in 2-3 ore dovremo raggiungere il rifugio. Può andare? Benissimo, ciao ciao. Prova a sentirlo. Ecco ragazzi, subito dopo il parcheggio c'è questo bivio. Noi seguiamo il sentiero 432 verso Malga Federa, che dovrebbe essere chiusa oggi, e anche il rifugio Croda di Lago. Comunque noi andiamo sempre sui panini, siamo a 1200 metri, forza, partiamo e vediamo com'è anche la situazione neve. Ciao ciao! Ecco, noi abbiamo parcheggiato più basso, 10 minuti, però volendo si può arrivare fino a qui in macchina. Beh, sono solo 10 minuti, intanto siamo sempre su strada normale, proseguiamo per il 432. Eccoci, dopo 40 minuti qui cominciamo a trovare il primo ghiaccio e neve, ma abbiamo portato i ramponi, quindi siamo a posto. Ecco amici del canale, dopo un'ora e un quarto siamo finiti su questa strada, siamo usciti da lì, abbiamo girato a destra e qui troviamo questo cartello che segnala sempre il 432, dalla parte sinistra il sentiero attrezzato. Va bene, noi andiamo dalla parte destra dove dal sentiero facile 432 saliamo. Continuiamo. Let's watch the
stars ignite. There's no better place. Feels like the world is right. As long as I'm here right next to you, we'll capture the memory in our head like a melody. Now I can see the light. As long as I'm here right next to you. As long as I'm here right next to you. Amici del canale, guardate che spettacolo. Ci abbiamo messo 2 ore e 50 a arrivare, ma siamo arrivati a Malgafadera. Bellissimo panorama da qua. Adesso continuiamo e vediamo di arrivare al rifugio Croda di Lago. Purtroppo è chiuso come pensavamo, avevamo letto, però ci siamo portati i panini, dai. Per questa volta ci accontenteremo. Dai, ripartiamo. Ciao a tutti, forza che andiamo. Looking back, was there something between you and I? I've always wondered it for years, and I'm drunk tonight. Montanari, guardate che spettacolo. Missione compiuta. 3 ore e 40 e ci abbiamo messo meno di 40 minuti a arrivare qua al rifugio Croda di Lago. Adesso, come al solito, stavolta il rifugio è chiuso, mi tocca mangiare un panino. Mangerò un panino, bevo un grappino, colpo di sfiga, il sigaro me lo sono dimenticato, quindi non posso fumarmelo. Vabbè, pace, mi rifarò stasera. Dai, ce l'abbiamo fatta anche stavolta. Looking back, was there something between you and I? I've always wondered it for years, and I'm drunk tonight. Did you mean to drop that pencil by my feet in 7th grade? Did you mean to set your chair right next to mine at the parade? When you'd fix
fix your hair up nice. Did you do that for me? Amici del canale, anche oggi il nostro trek è finito. È stato un bel giro, ci abbiamo messo alla fine 5 ore e 20 fra andata e ritorno, poi ci siamo stati su 50 minuti al rifugio Croda di Lago a mangiare qualcosa, a bere qualcosa. Comunque è un giro abbastanza semplice, ideale per questo periodo. Abbiamo fatto l'andata, il sentiero 4:32 e ci abbiamo messo 3 ore e 40 a arrivare al rifugio Croda di Lago, mentre il ritorno abbiamo fatto sulla strada, praticamente quella che utilizzano poi con le jeep e con le motoslitte nei periodi in cui la Malga Ferreda è aperta. Comunque tutto bene, spero il video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto, come sempre, vi chiedo di mettere un bel like, un pollice in su, e se vi è interessato o volete vedere altri video come questi, vi chiedo di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video. Ciao a tutti, Domenico.